Giovedì 14 novembre, San Giocondo. È il 318° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 47 al termine. Il sole sorge alle 7:07 e tramonta alle 16:42. La luna si leva alle 18:15 e tramonta alle 8:48. Il Senato Veneto decreta siano vietate le contraffazioni dei libri stampati da Aldo Manuzio, concedendogli il privilegio per 10 anni. Le previsioni per domani: tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto, probabilità alta di pioggia a carattere diffuso fin dalle prime ore. Si tratterà di precipitazioni a tratti anche intense con rovesci o locali temporali. Quantitativi localmente abbondanti o molto abbondanti su zone montane e pedemontane. Tendenza al diradamento in serata a partire da sud-ovest. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni. Terre umide, nere di colore ma generose nei frutti. Così descriveva Marco Loredan nel 1541 il territorio di Piombino d'Ese, a confine con la Marca trevigiana. Piombino dall'area plumbeo di oreaziana memoria per la presenza di fitte boscaglie che oscuravano il cielo, oppure dal piombo che i romani utilizzavano per realizzare le condotte per le bonifiche, o ancora per il martin pescatore, uccello soprannominato piombino per il modo di tuffarsi in verticale verso la preda. Piombino è da sempre un villaggio dove la vita scorre tra le stagioni e i frutti della terra. Oggi, mentre guardiamo questi campi che riposano nell'attesa del risveglio primaverile, scorgiamo l'intervento millenario dell'uomo che ha strappato la terra alle acque. Fossi, canali e fiumi che hanno reso le antiche paludi infertili coltivazioni. Il territorio del vescovo di Treviso anticamente era a confine con l'agro centuriato di Asolo e quello di Padova. Ancora oggi, guardando bene, si scorgono gli antichi cardi e decumani che delimitavano centurie e ville. Una di queste forse venne assegnata alla gens Plumbinea, determinando il villaggio di Piombino. Il nome è presente già in un testo del 1152, per ripetersi svariate volte, sempre legato a Treviso e alla Marca. Da Piombino partono alcuni operai per realizzare il terraglio. Da Piombino sempre i manovali inviati dal podestà per sostenere Mastino della Scala a Brescello. Il villaggio ancora oggi mantiene l'impronta di borgo rurale, con gli archi che richiamano le aie retrostanti. Sembra quasi una lunga barchessa legata alla splendida villa dei Cornaro della Regina del 1500. Ma noi raccontiamo la Piombino trevigiana perché è legata alla Marca dal fiume Silente. Qui infatti ha le sue prime pole sorgive, specchi d'acqua che alimentano il Sile verso la vicina Casa Corba in comune di Vedelago. Un passaggio tra questi orizzonti non può mancare in ogni stagione, per scoprire il dolce silenzio di questo fiume e delle sponde che attraversa.